La medicina del futuro si costruisce a Padova, dove si è aperta la seconda edizione del World Health Forum. 3 giornate di incontri, 16 sessioni di discussione, con al centro del dibattito la medicina di precisione. Ambizioso il progetto costruito attorno all'università con il sostegno di Regione, Comune e Camera di Commercio. Padova è la sede ideale per questo evento, anzi si propone come una sede per un evento annuale che intende portare qui le menti più brillanti che si occupano del problema della medicina di precisione e usare le tecnologie che abbiamo a disposizione, dal sequenziamento del genoma umano allo studio della regolazione dei geni, alle analisi di proteomica o di biologia. È tutto associato oggi a un quantum computing, cioè ai big data. Nei 3 giorni di dibattiti e incontri si affronteranno le grandi sfide della medicina del futuro. Qui ci sono uomini e donne, università, centri di ricerca e fondazioni che provengono da tutto il mondo, si danno convegno qui a Padova per discutere del futuro della sanità e quindi da qui escono sempre le novità sul fronte delle cure, sul fronte della diagnostica, sul fronte della ricerca, quindi si parlerà di cancro, si parlerà di nuove cure, si parlerà di alimentazione, si parlerà di ovviamente prevenzione a 360 gradi, ma si parlerà anche delle nuove tecnologie. Credo che sia una partita molto importante perché qui si parla di nuove tecnologie, si parla di investimenti, si parla di un modello di sviluppo della medicina che è all'avanguardia a livello nazionale e non solo. Un forum che guarda il futuro e che attende il nuovo ospedale della città. Stanno andando avanti molto bene con l'ospedale nuovo, di cui sono molto contento, ha contribuito col terreno anche il Comune di Padova, per cui Padova, io dico sempre, Padova è una città stupenda, cambierà e migliorerà nel tempo. Uno dei punti di forza è sicuramente la salute e l'ospedale.